Anche il commercio piange. Nella stagione della crisi, estate o inverno, non fa differenza. Van di moda, sempre le tasche vuote. Così, alla vigilia dei saldi che scatteranno il 7 luglio, anche i negozi di Vicenza provano a lubrificare le casse con la speranza di rilanciarsi dopo un lungo digiuno di vendite. Nel primo quadrimestre sicuramente il calo medio delle imprese è stato attorno al 10%, dovuto un po' sicuramente alla crisi, ma anche alla situazione meteorologica che si è avuta nei mesi di aprile e di maggio, che hanno condizionato in maniera significativa quelli che sono stati gli acquisti. Oltre ai dolori della crisi ci si mettono anche i capricci del tempo. Adesso però, con l'arrivo dei saldi, i negozi del centro storico di Vicenza scaldano i motori e sperano in una rinascita del commercio. Lo sconto attira frotte di clienti, ma attenzione alle trappole e al gioco scorretto, a cominciare dai saldi camuffati e dalle svendite anticipate. Finora sono state controllate 71 attività commerciali, devo dire che come gli altri anni gli esercenti vicentini si dimostrano particolarmente attenti alla normativa, particolarmente corretti, quindi perché sono state solo 4 le sanzioni finora irrogate dalla polizia locale, quindi una percentuale vicina al 5%, segno che il commercio a Vicenza è un commercio sano che non ha bisogno di truffare i clienti. Insomma, a Vicenza, come in tutte le città, scorrettezze a parte, i saldi possono togliere le castagne dal fuoco ai commercianti, anche perché la concomitanza con le ferie estive in tempi di crisi, non è detto che sia un danno. Abbiamo dei clienti che ci hanno chiesto se siamo aperti in agosto perché sono a casa e quindi magari non vanno in ferie, e noi che ci occupiamo di arredamento, tutto quello che riguarda il reparto casa, prendono in mano la casa. Quindi se la sistemano e utilizzano magari anche i soldi che avrebbero speso per le ferie per sistemarsi casa. Tutta l'estate sarà periodo di saldo, non credo che si svuoti la città completamente.